Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. I PM della DDA di Palermo, Piero Padova e Gianluca De Leo, hanno chiesto la condanna a 20 anni di carcere di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Prosegue l'iter burocratico per l'avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina. Il prossimo 16 aprile è stata indetta al MIT la conferenza dei servizi istruttoria. Si tratta dell'inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l'anno. Chiudono altri 2 cantieri sulla A19, migliorando così la fluidità del traffico sull'autostrada Palermo-Catania. Ripristinata la circolazione senza limitazioni sul viadotto Imere e completata l'installazione delle barriere di sicurezza tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e Zia Lisa verso Catania. Una donna di 86 anni è morta folgorata nel suo appartamento a Palermo. Si presume che l'anziana sia morta in seguito ad un cortocircuito dell'impianto elettrico che ha innescato poi un incendio all'interno dell'abitazione. È partita l'iniziativa imprenditoriale ideata e avviata nel 2021 da 5 giovani universitari siciliani under 25. Si chiama farm.it ed è un portale che permette agli utenti di verificare la disponibilità di medicinali in farmacia e di prenotarli in tempo reale. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.